Ben ritrovati dalla redazione. Ci sono frontiere che si ripresentano in forme nuove, guerre che lambiscono l'Europa, migrazioni di dimensioni epocali e rivoluzioni tecnologiche ed energetiche che irrompono nelle nostre vite e nelle nostre politiche. Il Friuli Venezia Giulia si conferma regione di confine e al tempo stesso di connessione tra Adriatico e Mitteleuropa. L'ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga al meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini in un videomessaggio al panel Le frontiere dell'Adriatico. Il Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia ha espresso parere favorevole unanime a due delibere presentate dall'assessore regionale Riccardo Riccardi sui temi politiche, sociali e disabilità. La prima delibera definisce la programmazione e la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali assegnate alla Regione per il triennio 2024-2026 che ammontano a 8,7 milioni di euro. Una giornata molto importante, la FVG2 è un tracciato ciclabile di grande interesse e rilevanza, in analogia alla FVG1 Alpe Adria, che ha dimostrato come un'infrastruttura di questo tipo possa trasformare l'economia di un territorio. In questo caso il percorso unisce mete turistiche di pregio come le località affacciate sulla laguna e sul mare, ma anche due capoluoghi come Trieste e Venezia. L'intervento diviso in tre lotti funzionali ha preso il via e dovrà concludersi entro il 2026 in coerenza con il finanziamento PNRR. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Almirante alla firma della consegna dei lavori di tre lotti della ciclabile Trieste-Lignano-Venezia, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del Sindaco di Cardino Loris Bazzo e degli altri comuni interessati. Forte crescita della popolazione delle zanzare nell'area della Trieste Airport Lusmint del Ministero della Salute che si occupa della sanità nei punti di ingresso del paese, tra cui porti e aeroporti, per proteggere la salute pubblica e assistere il personale che viaggia, ha diffuso una segnalazione del laboratorio entomologia sanitaria e patogeni trasmessi da vettori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sull'aumento della popolazione di zanzare presso l'aeroporto di Trieste, ricavato dalla rilevazione dei campionamenti di monitoraggio che viene eseguito periodicamente a scopo preventivo. Previsioni meteorologiche: oggi cielo da poco nuvoloso a variabile con maggiori schiarite sulla zona montana e nel pomeriggio verso la costa, venti di brezza. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 12 e 15 gradi, sulla costa fra 17 e 20, massime in pianura fra 26 e 28, sulla costa fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.